Sono morte 7 caprette tibetane nell'arco di una settimana e in 4 giorni sono state uccise 6 femmine di daino. Le foto delle caprette tibetane e dei daini sbranati da fine febbraio sono state scattate dal proprietario Francesco Manfren nella sua tenuta fra Giavera del Montello e il comune di Nervesa. In questo bel parco di ungulati allevati a scopo amatoriale la recinzione è elettrificata per non permettere agli animali selvatici di entrare. Nonostante tutto, però, le predazioni sono continuate. Tra il 5 e il 12 marzo, sempre con la stessa tecnica, sono state uccise tutte le 6 femmine di daino. Nelle ultime intrusioni, a differenza delle caprette, i predatori hanno fatto scempio delle carcasse. E qui sono incominciate le stragi da là in fondo. Il proprietario e i carabinieri forestali della stazione di Volpago del Montello durante il sopralluogo hanno scoperto vicino ad una pozza d'acqua delle tracce sospette. Gli uomini dell'Arma non si sono pronunciati, però mostrando le foto delle carcasse e delle impronte a degli esperti cacciatori della zona, in tanti sono concordi nel pensare si possa trattare di un lupo. Esatto, i pareri sono discordanti anche se la maggior parte dei cacciatori parla di lupo. Per il presidente della riserva alpina numero 6 di Giavera e Volpago del Montello potrebbe trattarsi invece di almeno 2 cani randagi. Ma non lo escluderei al 100%, comunque al 90% si tratta di cane. Perché? Perché dall'orma che abbiamo visto, l'orma è piccola, un lupo fa delle orme molto più grandi e anche per dove le bestie sono state azzannate nel posteriore e alla pancia e non alla gola. Di solito il lupo uccide con un colpo alla gola. La recinzione è un ostacolo? Assolutamente no, perché un cane inselvatichito si arrampica fino a 4 metri tranquillamente. Non si esclude l'arrivo del lupo con il proliferare dei cinghiali. Non escludo la presenza del lupo, però non perenne, una presenza sporadica, fa delle puntate e va via. Ho visto delle tracce che sicuramente rappresentano il lupo, ma il lupo non è sul Montello. Il Montello è soltanto un'area di caccia dove a volte si reca per predare.